Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo i titoli. A Catania non si vola fino alle 18, un altro giorno nero, i disagi di migliaia di passeggeri alle prese con trasferimenti fai da te e costi extra tra cancellazioni, dirottamenti e attese notturne, accuse per assistenza insufficiente, contestata l'assenza di un programma ben organizzato di arrivi e partenze alternative, critiche alla SAC da MPA, Lega e Forza Italia. Eruzione in leggera diminuzione, le parole del direttore del Dipartimento Vulcani dell'INGV, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, Stefano Branca. Sul fronte meteo invece ci attendono ancora giornate caratterizzate da picchi di caldo torrido e notti umide. Il primo break dell'estate arriverà solo dopo Ferragosto. Rottura della colonna vertebrale nell'impatto col gommone e poi l'annegamento, i particolari agghiaccianti della morte di Cristiano Giamporcaro, il giovane regista nisseno che ha perso la vita a Lampedusa durante un'immersione. Il giorno dell'eclissi di sole, tutti col naso all'insù, il fenomeno visibile in Sicilia al tramonto, tanta l'attesa, ma attenzione a non guardare ad occhio nudo. Calcio Serie C, tifosi in protesta allo stadio Massimino, tema caldo la fideiussione non versata e la penalizzazione in arrivo. Futuro tutto da chiarire mentre il Catania prepara la trasferta di Parma per la Coppa Italia Maggiore, trasferito Ponzi alla Reggiana. Come sentivate in apertura anche oggi l'emergenza per lo stop di arrivi e partenze all'aeroporto di Catania, stop previsto sino alle 18 di oggi. Sono ormai più di 200 i movimenti aerei cancellati o modificati negli ultimi 4 giorni, 40.000 i passeggeri alle prese con ritardi, cancellazioni e dirottamenti, con un conto per il turismo siciliano che si stima arrivare fino a 24 milioni di perdite. E ora si teme un ulteriore aggravamento con l'avvicinarsi di Ferragosto. Ma vediamo com'è la situazione a Fontanarossa con Emanuela Corsi. Passeggeri lasciati soli, alle prese con comunicazioni in ritardo e trasferimenti fai da te. Questa è la situazione questa mattina nello scalo etneo di Fontanarossa. Sono tanti i passeggeri che continuano a venire qui per chiedere informazioni sullo stato dei loro voli. Molti viaggiatori vengono informati del dirottamento della cancellazione solo una volta arrivati nel terminal. Alle 8:20 mi hanno detto: ci dispiace informarvi che il volo EasyJet è stato cancellato. Io sono andato al terminal, ho detto ci dovete pensare voi. Io ci devo pensare, cioè voi mi annullate un volo e ci devo pensare io da qua. Cosa vi hanno detto? Che non sanno. How is it, the situation here? Not good. Forse prendiamo un bus, andiamo a Comiso, nulla di sicuro. Non c'è solo la rabbia, ma anche la disperazione di chi non sa come spostarsi verso gli altri scali siciliani e attende invano un autobus su una panchina. A Palermo ora lei come ci arriva? Non lo so. Non gliel'hanno detto che c'è magari un autobus, qualcosa? Chi è Pullman? Non mi sento troppo stressante. You are going to Palermo? Yes, we tried, but Is there a bus or... all fully booked. All fully booked. Oltre il danno la beffa, tutti gli spostamenti sono totalmente a carico dei passeggeri, alle prese non solo con i disagi, ma anche con spese extra, come questo signore che partirà da Napoli. Una camera di più, 220, poi la camera di questa sera sarà 100, il treno sarà 100, circa 100, la macchina è un giorno in più, 460 e è già abbastanza. Grazie Letna. E intanto in mattinata sono stati ripristinati i voli a Comiso, l'aeroporto che doveva essere lo scalo alternativo a quello di Catania, ma che è stato costretto a chiudere durante la notte, sempre a causa dell'emergenza cenere. Ci colleghiamo in diretta con Veronica Barbarino. Dall'aeroporto di Comiso in questo momento è atterrato un aereo da Lampedusa che come destinazione aveva Catania, ma per come sappiamo è stato dirottato qui su Comiso che fino alle 10 di questa mattina è rimasto chiuso come aeroporto in quanto la cenere dell'Etna ha raggiunto anche il Ragusano e lo spazio aereo. Diciamo che Comiso potrebbe essere una valida alternativa in caso di emergenza, ma come abbiamo visto appunto nelle ultime ore la cenere dell'Etna è arrivata fin qui. Poi i voli ovviamente sono ripartiti, ma il malcontento dei passeggeri è rimasto. Dall'inizio dell'emergenza a oggi sono stati operati 120 voli all'aeroporto di Comiso,
ma è troppo piccolo per gestire gli importanti flussi di Catania. Alla luce di questo, dalla regione arriva l'intenzione di cercare fondi per il suo ampliamento. Come vediamo nelle immagini, queste sono appunto tutti i passeggeri in attesa all'aeroscalo qui a Comiso, e noi ne abbiamo ascoltati 2 per capire un po' qual è il sentiment, e dopo il contributo lascio la linea allo studio. Sarei dovuto partire ieri da Catania, il volo con Ryanair è stato cancellato. Ho fatto un altro biglietto per avere la certezza di poter partire e mi sono recato stamattina alle 5:10, ero già all'aeroporto qua a Comiso, sono partito alle 3:30 da Giarre, le compagnie aeree non hanno comunicato nessun ritardo e nessuna cancellazione dei voli. Ieri dovevamo partire da Catania, poi per eventi noti alle 2 di notte Ryanair ci ha comunicato la cancellazione del volo. Apro parentesi, per scoprire poi che quel volo non era stato cancellato ma era stato dirottato su Palermo, e quindi sarà nostra cura procedere per vie legali. E come si diceva, si stima una perdita fino a 24 milioni di euro di spesa in appena 4 giorni. A calcolarla è Assoesercenti in merito ai danni al turismo provocati dallo stop di Fontanarossa. Il conto tiene dentro i mancati arrivi, le cancellazioni, i soggiorni accorciati e i servizi non fruiti. Gli operatori chiedono un piano Etna per evitare che a ogni nuova emergenza la Sicilia debba ripartire da zero. Ma l'emergenza Etna riaccende anche lo scontro sulla gestione di Fontanarossa e rilancia il dibattito sulla privatizzazione della SAC. Critiche di MPA, Lega e Forza Italia, mentre Confesercenti torna a chiedere un vero piano B. Roberta Lunghi. L'Etna fa il suo mestiere da millenni, la SAC palesemente continua a non sapere fare il proprio. Il deputato regionale dell'MPA Grande Sicilia, Santo Primavera, sferra l'ultimo attacco alla società che gestisce l'aeroporto di Catania, ancora alle prese con l'emergenza Cenere, che riaccende il dibattito sulla gestione dello scalo e sulla necessità di procedere con la privatizzazione della SAC. Una partita già aperta che torna al centro dello scontro politico proprio mentre crescono le critiche sulla capacità di affrontare le emergenze. MPA e Lega contestano da tempo la governance della società che gestisce Catania e Comiso. Non usa giri di parole il segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo PD in Commissione Trasporti alla Camera Anthony Barbagallo. In una nota si legge: passeggeri abbandonati e nessun piano per collegare le stazioni siciliane, frutto di incompetenza di SAC e Regione. E adesso, nel fronte delle critiche, entra anche Forza Italia, con il capogruppo al Comune di Catania Pier Maria Capuana. I consiglieri parlano di fallimento dell'organizzazione e accusano la SAC di non avere preparato adeguatamente Fontanarossa, un fenomeno che, per quanto imprevedibile nella sua intensità, non lo è nelle conseguenze. Ma dentro Forza Italia arriva la replica del commissario regionale Nino Minardo: no, dice, alla caccia alle streghe, difendendo il lavoro di SAC e Regione, indicando come priorità il potenziamento di Comiso e una maggiore integrazione tra gli aeroporti siciliani. Sul tavolo resta anche la richiesta di Confesercenti di un vero piano B: trasferimento dei voli sugli altri scali, collegamenti terrestri straordinari, assistenza ai passeggeri e coordinamento immediato tra aeroporti, compagnie aeree, Regione e Protezione Civile. E sulla vicenda interviene anche il ministro Musumeci, che ricorda di avere fatto già nel 1999 una proposta per delocalizzare lo scalo di Fontanarossa in una zona distante da eventuali ricadute di cenere vulcanica. A Catania fuori posto è l'aeroporto, non il vulcano, ha detto Musumeci. Ma cosa sta succedendo sull'Etna? Ce lo spiega il direttore del Dipartimento Vulcani dell'INGV, Stefano Branca, che dice eruzione in leggera diminuzione. Lorena Dolci.
L'Etna di agosto è un gigante che sputa fuoco dando spettacolo ai disagi. 4 bocche attive, il cratere voragine e 3 fratture laterali, l'ultima aperta ieri mattina. È un pennacchio di cenere che scompiglia i voli. Immaginate un tubo d'acqua che perde lateralmente. Invece di uscire solo dalla cima, il magma fuoriesce anche dalle spaccature, creando 3 colate che attualmente hanno raggiunto quota 3.000, 1.300 e 1.350, tutte in una zona desertica. Ma c'è il rischio che possano tracimare dalla Valle del Bove? Le colate laviche possono percorrere pochi chilometri e considerate che la Valle del Bove ha una lunghezza di 8 chilometri, queste colate possono fare 3-4 chilometri, massimo 5. Abbiamo simulato l'apertura di bocche nelle stesse zone con una durata di 10 giorni e le colate laviche raggiungono massimo la quota di 1.200-1.250 metri, quindi rimanendo all'interno della Valle del Bove. In questo scenario che ribolle di lava, come vedete dai video girati dalla guida Giuseppe Quaceci, in tanti ai piedi del vulcano si chiedono se possano aprirsi nuove fratture. La probabilità che si aprano altre bocche diminuisce molto di più passando i giorni. Già oggi dai primi dati che stiamo analizzando, quello che si osserva è che già è leggermente diminuita l'emissione di cenere e il campo lavico rispetto a ieri è in diminuzione. Primi segnali che il vulcano potrebbe finalmente mollare la presa. E voltiamo pagina, guardiamo al meteo perché ci attendono ancora giornate caratterizzate da picchi di caldo torrido e notti umide. Il primo break dell'estate arriverà solo dopo Ferragosto. Lorena Dolci. A Mazara del Vallo sfiorati i 40 gradi, seguito da Enna con 38,8, a Catania sono 35 gradi, Palermo 34,8. Ferragosto è ormai dietro l'angolo, la Sicilia nel frattempo continua a combattere caldo, afa e umidità, con temperature sempre più alle stelle. Anche oggi bollino rosso per 3 capoluoghi dell'isola, Palermo, Catania e Messina. Consiglia e raccomandazioni per combattere il caldo? Gran parte dei siciliani si sono barricati in stanze dotate di condizionatore. Cene o aperitivi solo in locali climatizzati. Altro che stagione all'aperto, stiamo vivendo un nuovo lockdown refrigerato contro il virus del caldo soffocante. Molte persone, anche tra chi ha sempre dichiarato di amare l'estate, stanno uscendo stremate da questa quarta ondata di calore che sembra non darci tregua, con afa persistente e alto tasso di umidità, notti tropicali senza palme né musica di sottofondo. Ma il conto alla rovescia è cominciato, superata la boa del weekend di Ferragosto. Da mercoledì 19 agosto gli esperti annunciano venti atlantici, correnti fresche e perturbazioni in grado di provocare un deciso ricambio d'aria. Sarà quindi un Ferragosto ancora caldo, con qualche grado in meno, che lascerà posto al primo vero break di questa calda estate. E adesso la pagina di cronaca. Emergono dopo l'autopsia i primi particolari sulla morte di Cristiano Giamporcaro, il giovane di 29 anni, travolto da un gommone durante un'immersione a Lampedusa. Aveva la colonna fratturata, dice l'avvocato della famiglia, che lancia un appello a chi ha assistito al tragico incidente. Rita Cinardi. Potrebbe essere stato il violentissimo impatto con il gommone a uccidere Cristiano Giamporcaro, il regista nisseno di 29 anni, travolto mentre si trovava in immersione nelle acque di Lampedusa. L'autopsia eseguita sul corpo del giovane avrebbe restituito un primo dato significativo sulle conseguenze dell'impatto. A riferirlo è l'avvocato Sergio Iacona, legale della famiglia. È stata riscontrata la presenza di gravi fratture alla colonna vertebrale causate da un impatto violento, fratture che hanno innescato i meccanismi che hanno portato al decesso del povero Cristiano. Poi vorrei aggiungere che, sebbene sia la dinamica ormai abbastanza chiara ed evidente, comunque qualora qualcuno avesse assistito alla scena sarebbe utile che si facesse sentire dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Intanto prosegue l'inchiesta della Procura di Agrigento per omicidio nautico. Nel fascicolo risultano indagati come atto dovuto un uomo di 72 anni e una donna di 69, entrambi romani. Gli accertamenti dovranno chiarire nel dettaglio la dinamica di quei drammatici istanti nelle acque di Punta Sottile, dove Cristiano, che aveva segnalato la propria presenza con l'apposita boa, è stato travolto dal gommone mentre era in immersione.
C'è una notizia sul crollo dell'edificio a Messina, perché si concluderanno oggi, dopo quasi 2 settimane dalla tragedia, le ricerche dei vigili del fuoco dei dispersi della palazzina crollata nel rione Pistunina a Messina. I 2 dispersi sono Santino Magazzù e il cingalese Lairo Varnaculalsuria, che non sono stati più ritrovati sotto le macerie di via Giorgio Lapira. 4 le vittime recuperate. Per identificare i 2 dispersi saranno utili le analisi del DNA sul materiale biologico rinvenuto e effettuate dai medici legali. E a Palermo invece armi e droga sono state sequestrate dai carabinieri che hanno arrestato un giovane tra i casermoni dello Zen. Trovate una pistola, caricatori e proiettili, oltre a 2 ciclomotori elettrici rubati. Sequestrati oltre 200 involucri di hashish e marijuana. E ci spostiamo a Gela, dove un 16enne è stato sottoposto alla misura del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché è accusato di avere aggredito e ferito a colpi di casco un poliziotto causandogli fratture al volto. Deve rispondere di resistenza pubblico ufficiale e lesione. Geri Italia. Ha appena 16 anni il giovane accusato di aver trasformato una serata di festa in un'aggressione ai danni di un poliziotto. È successo domenica sera a Gela, nell'area del Disco Village nel quartiere Macchitella. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 16enne avrebbe tentato di entrare ripetutamente nell'area dell'evento in sella a uno scooter, nonostante il divieto. L'agente lo avrebbe fermato e richiamato al rispetto delle regole, ma la risposta, secondo l'accusa, sarebbe stata immediata e violenta. Il ragazzo avrebbe colpito il poliziotto con forza direttamente al volto, probabilmente utilizzando il casco che aveva con sé. Un colpo particolarmente violento che avrebbe provocato all'agente una frattura al setto nasale e un vasto ematoma all'occhio. Una scena che ha fatto scattare immediatamente l'intervento degli altri operatori presenti e gli accertamenti sul giovane. Per il 16enne, già sottoposto a un provvedimento della Procura per i minorenni, è stato disposto l'obbligo di permanenza nell'abitazione di famiglia. Domani il giovane comparirà davanti al GIP del Tribunale di Caltanissetta per l'udienza di convalida. Deve rispondere delle accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Un episodio che colpisce anche per l'età dell'indagato. Solo 16 anni, e già accusato di aver reagito a un controllo delle forze dell'ordine con una violenza fuori dal comune. La vicenda è stata denunciata pubblicamente dal sindaco terenziano Di Stefano e arriva in una città dove nelle ultime ore si è susseguita una preoccupante sequenza di episodi violenti. Prima l'aggressione al poliziotto, poi il giorno successivo un operaio ferito a coltellate nel cantiere di Via Tevere e 2 giovani colpiti con armi da taglio sul lungomare. Un'escalation che riaccende l'allarme sulla violenza giovanile e sulla sicurezza nelle strade e nei luoghi della movida. E a Catania la polizia ha sequestrato e poi distrutto, come si vede nelle immagini, 85 kg di fuochi d'artificio giunti in un hub di spedizione senza il rispetto delle basilari condizioni di sicurezza per il trasporto di materiale esplodente. Sul posto è intervenuta la squadra artificieri, come avete visto, della questura, dopo l'allarme lanciato da uno dei dipendenti del centro di smistamento, che si è accorto della presenza di alcuni prodotti esplosivi accatastati in uno scatolone semiaperto e danneggiato. Sono in corso le indagini per risalire agli effettivi mittenti e destinatari dei pacchi. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo, parliamo di musica ma anche di eclissi. A Trapani rigenerata una piazza che fino allo scorso anno era luogo di spaccio e di degrado. Laura Spanò. Dal luogo di spaccio e di degrado dove si nascondevano paura e illegalità al luogo di rinascita dove una parte speciale la decide lo sport. È la nuova storia di Via del Cipresso a Trapani, dove da oggi si allenano i sogni. Inaugurato illumina il primo spazio del progetto del Sud Italia, un luogo restituito ai cittadini, ai bambini e alle famiglie, un luogo che proprio nei mesi successivi alla candidatura del progetto un'indagine giudiziaria aveva rivelato essere una consolidata piazza di spaccio, simbolo di una profonda fragilità sociale. In quell'occasione, nel corso di un blitz, i carabinieri di Trapani smantellarono un fiorente mercato di cocaina. Oggi quello stesso spazio ha cambiato volto, dove prima c'erano degrado e illegalità, risuonano i palloni che rimbalzano sul parquet, gli applausi per l'evoluzione di freestyle, l'energia dei calisthenics e soprattutto le risate dei tanti bambini del quartiere
Tutto questo sa di nuovo inizio. Illumina non è solo uno spazio sportivo, è una scelta, è l'idea che lo sport possa arrivare prima del disagio, che un canestro possa diventare un punto di riferimento, che una sbarra per allenarsi possa trasformarsi in un appiglio per il futuro. È la dimostrazione concreta che investire negli spazi pubblici significa investire nelle persone. A Trapani è accaduto. Lo spettacolo al Teatro dell'Efebo di Agrigento, le canzoni di Pino Minio, finalista di Io Canto Senior, e l'ironia di Sasà Salvaggio. Davide Sardo. Una serata tra musica, emozioni e comicità al Teatro dell'Efebo di Agrigento. Protagonista Pino Minio, finalista di Io Canto Senior, il talent show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e dedicato alle grandi voci adulte. L'artista ha regalato al pubblico un concerto intenso e coinvolgente, proponendo alcuni dei più celebri brani della musica italiana e internazionale. Nel corso della serata Minio ha interpretato, tra gli altri, successi di Gino Paoli, Zucchero, Joe Cocker e Fausto Leali, mettendo in evidenza le proprie qualità vocali e la capacità di spaziare tra generi e repertori diversi. Sul palco anche il comico Sasà Salvaggio per una serata condotta da Maria Portella e inserita nel cartellone estivo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Tra i momenti più intensi, Un mare di speranza, brano dedicato al dramma degli sbarchi di migranti sulle coste siciliane. E in chiusura non è mancata l'ironia di Sasà Salvaggio, che ha strappato una risata anche sulla crisi idrica di Agrigento, una battuta amara ma fin troppo vicina alla realtà. Poi però sono andato in gabinetto e c'era scritto, c'era scritto: non tirare l'acqua nello sciacquone che manca l'acqua ad Agrigento. E no, per il rispetto, allora io pensavo: che faccio? Faccio la pipì e non la tiro, in modo che aspettano 2 o 3 pipì e poi tiriamo l'acqua? Vabbè, dai. E un altro spettacolo, stavolta naturale, è quello dell'eclissi di sole, tutti col naso all'insù. Oggi il fenomeno visibile in Sicilia al tramonto. Tanta l'attesa, ma attenzione a non guardare ad occhio nudo. Francesco Aloi. È un evento straordinario e speriamo di poterne prendere visione. Il conto alla rovescia sta per finire. Il giorno dell'eclissi di sole è arrivato. Con le adeguate precauzioni penso che sia una cosa molto bella da vedere. Tutti a guardare il cielo per lo spettacolo che in Sicilia arriverà al tramonto tra le 19 e le 20. Anche se dalle nostre parti la luna coprirà il sole con una bassa percentuale. Ci saranno significativi differenze fra le località poste più a nord-ovest, dove potremo osservare fino a oltre il 35% del disco solare occultato dalla Luna, rispetto alle zone più a sud-est, dove questa percentuale scenderà di sotto del 20%. In rete sono raddoppiate le ricerche per capire quanto dura il fenomeno, ma è importante anche il punto da cui seguire tutto. Il consiglio è andare in una zona dove si può vedere il tramonto fino all'ultimo istante. La città favorita potrebbe essere ad esempio Trapani, mentre invece la costa catanese può trovare nell'Etna un ostacolo insormontabile. Per assistere a un'eclissi solare totale visibile dall'Italia bisognerà attendere il 3 settembre 2081, ma il 2 agosto del prossimo anno Lampedusa sarà uno dei migliori punti di osservazione per un'eclissi quasi totale. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo e parliamo di calcio. Calcio, il Catania prepara la trasferta di Parma per la Coppa Italia Maggiore, trasferito Ponzi alla Reggiana, ma il tema caldo rimane la questione fideiussione. Oggi pomeriggio in piazza Spedini, manifestazione della Curva Nord nei confronti della proprietà. Sergio Colosi.
Fideiussione, mercato e Coppa Italia sono i 3 temi d'attualità in Casa Catania. Si attende a breve la regolarizzazione della posizione finanziaria del club rossazzurro. La strada più celere rispetto alla fideiussione è l'escrow account, l'apertura di un conto di deposito per versare 2.700.000 euro a garanzia della federazione. Inevitabile la penalizzazione, ma ridurre i tempi certamente tornerà utile. C'è poi il mercato, strettamente collegato al primo tema. Il Catania, dopo la rescissione con Di Noia passato al Gubbio, ha ufficializzato oggi il trasferimento temporaneo di Fabio Ponzi alla Reggiana, con l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Le uscite non si esauriscono qui. In partenza il difensore di Gennaro, che non rientra nei piani tattici di Longo. Diversa la posizione di Cicerelli, che oggi compie 32 anni. L'attaccante, al quale è stato proposto un prolungamento di contratto, piace al Pescara ed è valutato almeno 200.000 euro. A Gimenez invece è interessato l'Avellino, che ne offre 250.000 più il cartellino di Cosimo Patierno. Il Catania vorrebbe far valere una clausola rescissoria valida sino al 15 agosto di 500.000 euro per i club di categoria superiore. La squadra intanto prepara la sfida di venerdì in Coppa Italia al Tardini contro il Parma. Oggi alle 18:30 in piazza Spedini davanti allo stadio la curva nord si riunirà pubblicamente per chiedere alla società risposte chiare, serie e concrete, ritenendo che il tempo dell'attesa sia terminato dopo la sottoscrizione a scatola chiusa di quasi 11.000 abbonamenti. È tutto per questa edizione del nostro TG, grazie per averci seguiti, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.